Ben ritrovati a una nuova puntata di Camper Treviso, un'altra settimana in cui non ci troviamo nei nostri consueti studi padovani, ma siamo nel territorio in questo caso trevigiano. Ci troviamo nella sede del coordinamento delle associazioni di volontariato della provincia di Treviso, che è anche sede del centro servizi per il volontariato, e proprio con loro oggi affronteremo un tema molto bello, molto affascinante e un progetto che si sta svolgendo, è in fase proprio di svolgimento e che cercheremo un po' di raccontarvi nei tempi che ci sono concessi. Saluto intanto tutti i miei ospiti di questa puntata che andremo mano a mano conoscendo. Il progetto, che è un progetto molto articolato e che è gestito, è nato un po' in seno al coordinamento delle associazioni di volontariato e poi portato avanti dalle associazioni stesse e da molte scuole del territorio, per valorizzare la tutela dei minori e la loro attuabilità. E allora cercheremo di capire, di minori ne abbiamo in rappresentanza quest'oggi, cercheremo di capire come sottolineare l'importanza di tutelare i minori e come attuare questa importanza. Io partirei subito con Bruna Dal Secco, che rappresenta l'associazione Anteas di Nervesa, ma era anche consigliere del coordinamento quando un po' i lavori sono partiti, per capire com'è nata quest'idea. È un'idea coraggiosa questa qui, perché è nata, proprio il coraggio è stato nel decidere di offrire degli strumenti a tutto il volontariato, quindi a tutte le molteplici realtà che racchiude il volontariato, ma partendo dall'ascolto e decidendo di costruire facendo. In questo caso parliamo di giovani e quindi abbiamo costruito ascoltando. E allora, siccome si parla di giovani, abbiamo ascoltato i giovani, sentendo dalle loro risposte, che è stato anche interessantissimo proprio dare questa fiducia ai giovani e ascoltarli. Loro hanno detto: ci stiamo su questo progetto e desideriamo avere un tavolo alla pari. Ci siamo molto meravigliati di questo, perché alla pari loro intendevano coscienti, consapevoli del loro ruolo. Noi un progetto desideriamo farlo e ce l'hanno chiesto loro, con i genitori, con gli insegnanti, con il volontariato, con le istituzioni, quindi già nella loro idea, nel loro pensiero c'era questo discorso di rete, quindi mettere insieme tutte le risorse e fare un cammino assieme. Loro ci sono stati e ci siamo stati anche noi, in particolare il coordinamento delle associazioni di volontariato di Treviso, che hanno dato quindi avvio a tutta questa organizzazione, che non è stata facile e che è ancora in corso. E che adesso capiremo con Alessia. Restando un attimo a lei, Bruna, le chiedo perché un adulto si stupisce così tanto che un minore, che un ragazzino sia consapevole in realtà dei propri diritti e sia anche pratico, cioè sappia anche magari come realizzarli. Perché un adulto si stupisce? Si stupisce perché non si ascolta sufficientemente i ragazzi. E forse da tanti stereotipi che abbiamo rispetto ai ragazzi, e invece dobbiamo fidarci di più di loro, e se gli diamo fiducia loro le risorse le tirano fuori tutti, e anche alla grande, come abbiamo visto nei progetti di tutte queste associazioni che hanno aderito. Chiarissimo, Bruna, è una lezione che vale in realtà in molti ambiti anche della nostra società attuale, quella di valorizzare un po' di più le giovani generazioni. Alessia Crespan del coordinamento associazioni di volontariato della provincia di Treviso, quindi Bruna ci ha dato un po' l'idea iniziale. Ecco, come quindi è stato articolato poi questo progetto? Come vi siete mossi? Allora, diciamo che dall'idea iniziale e dal momento iniziale all'aggiudicatore ci siamo poi spostati qui nella nostra sede operativa. Qui è un po' la casa delle associazioni, e qui con la rete di associazioni che avevano dato la loro disponibilità abbiamo iniziato a immaginare un vero e proprio percorso di protagonismo giovanile, che era un po' quello che eravamo approdati a delineare nella nostra, insomma, nel nostro weekend di formazione. Come abbiamo deciso di proseguire? Con una sfida, in realtà. Abbiamo accettato in toto l'invito dei ragazzi che hanno partecipato al nostro gruppo di lavoro
e abbiamo messo in piedi un impianto progettuale che prevedeva una sperimentazione, e proprio per questo abbiamo da subito deciso di limitare, diciamo così, la possibilità di radicamento nel territorio del progetto, per permettere effettivamente l'innescarsi di meccanismi di protagonismo reale, perché si sa che se invece i progetti vengono realizzati a pioggia, l'incisività è alla fine minore. Si è deciso quindi di invitare le quarte e le quinte elementari, le prime e le seconde medie di 5 scuole ad aderire in una misura generalmente di 1 o 2 classi per istituto a un progetto che prevedeva 3 step diversi di lavoro. Un primo step che riguardava proprio la conoscenza della Convenzione dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, da effettuare veramente in una maniera ludica e giocosa. Abbiamo anche in questo caso nel tavolo di coprogettazione pensato, ideato e costruito le attività, e a partire da questa consapevolezza, e quindi realizzato il diritto di conoscere i propri diritti, abbiamo deciso di considerare questo come punto di partenza e non di arrivo, come spesso accade nei progetti che si fanno con la scuola in tema di tutela dei diritti, e abbiamo proposto loro di avviare uno step successivo, e quindi di andare a fare una scelta tra i diritti della Convenzione, una scelta quindi che partiva proprio da una votazione. Scegliere un diritto, sì, quindi sostanzialmente. il diritto da promuovere o da tutelare fortemente nella propria comunità di vita, o all'interno della scuola o quindi nel territorio in cui la scuola si inserisce, e per arrivare poi allo step ancora successivo, alla creazione di un progetto che rispondesse ai bisogni reali della loro scuola o della loro comunità a tutela di quel diritto, e la realizzazione. Quindi 3 step: la conoscenza dei diritti, l'ideazione progettuale, la realizzazione del progetto, con il supporto di volontari, operatori, e anche con l'apporto economico, con un finanziamento, diciamo così, di 1.500 euro a istituto, a sostenere poi la fase realizzativa. Certo, qui oggi sono naturalmente rappresentate alcune di queste scuole, una in particolare, e alcune delle associazioni che hanno partecipato sono in realtà di più, molte di più. Per motivi logistici non potevamo ospitarli tutti, poi magari avremo modo in sintesi di ricordarle. Alessia diceva bene appunto gli step di questo progetto e come avete cercato di concretizzare quella che era la promozione dei diritti e la valorizzazione e l'attuabilità. E quindi con Susanna, però prima, non per saltarti Susanna, ma passerei un attimo ad Elisa, Elisa Guizzo di NAZPER, una delle associazioni che ha partecipato a questo progetto. Allora, anzitutto chiederei, poi magari possono rispondere anche gli altri rappresentanti di associazione, perché un'associazione aderisce ad un progetto del genere, con quale obiettivo, in questo caso di valorizzazione e promozione di diritti fondamentali per i minori, e quindi con quali aspettative anche. Allora, io credo che uno degli aspetti fondamentali più importanti sicuramente di questo progetto è stata proprio la costruzione di un gruppo, di gruppi di protagonismo giovanile. Penso sia davvero necessario in questa nostra società dare la possibilità ai ragazzi di sperimentare la cittadinanza e la cittadinanza attiva, e questo può avvenire solo se loro vengono considerati non semplici oggetti di diritto, ma anche soggetti di diritto, e quindi delle risorse da valorizzare. Questo può avvenire solo se c'è un adeguato accompagnamento da parte degli adulti, perché se gli adulti non sono i primi a partecipare è molto difficile che poi i ragazzi abbiano questa spinta. E quindi è stato anche molto importante il ruolo dei genitori e degli adulti che hanno collaborato nel progetto, proprio per accompagnare i ragazzi in questa loro esperienza. Ecco, ultima cosa Elisa, prima di passare a Susanna. NAZPER si occupa, insomma, per chi non lo conosce, anche di tutela dei bambini lavoratori nel sud del mondo. Ecco, quindi voi che avete l'esperienza di diritti negati in maniera anche molto profonda, che cosa avete cercato di stimolare in questi bambini che già in realtà sono molto consapevoli, sono molto protagonisti dei loro diritti, però cosa avete cercato di dire loro? Che devono appunto rivendicarli questi diritti? Sì, certo, che, visto che loro hanno questa possibilità, magari più che in altri paesi, devono valorizzare la possibilità che hanno.
e quindi rendersi partecipi e protagonisti della loro vita. Il protagonismo, che può essere tradotto un po' come cittadinanza attiva, è infatti uno dei pilastri fondamentali dei movimenti NAZ, come tu hai ricordato, di questi movimenti di bambini lavoratori, e questo è quindi anche una delle componenti fondamentali della nostra gioventù che deve valorizzare adeguatamente. Chiaro, chiarissimo. Susanna, Ipsia partecipa a questo progetto, tra l'altro avete lavorato anche con NAZ, insomma, nelle varie scuole, quindi raccontaci un po' concretamente che cosa andavate a fare nelle scuole, come avete cercato di coinvolgere i ragazzi, con quale tipo di attività e un po' cosa è emerso. Sì, appunto noi volontari delle associazioni abbiamo avuto una bellissima opportunità di relazionarci con i ragazzi, di ascoltarli e di poterci far conoscere anche noi. E insieme a loro abbiamo esplorato questa Convenzione ONU dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza attraverso dei giochi, come accennava già Alessia. Dei giochi perché eravamo insieme per divertirci e imparare divertendosi e sperimentandosi e con la libertà di espressione più tipica dei ragazzi. E appunto abbiamo presentato loro delle attività come l'albero dei diritti, un albero con diverse fronde in cui appunto avevamo diviso le aree della Carta dei diritti dell'infanzia proprio per aree, quindi per aree colore. E questo codice colore poi ci ha guidato anche nell'esplorazione della carta attraverso un gioco da tavolo, un Trivial Pursuit, che abbiamo idealizzato appositamente per questo progetto e che ha permesso ai ragazzi di conoscere i diritti, proprio per poi arrivare ad una votazione e quindi un'elezione del diritto per loro più importante, più sentito, che a noi insomma ha stupito. Poi ecco, ti interrompo perché poi l'abbiamo capito più o meno l'attività che avete utilizzato, però mi interessava, mi incuriosiva di più sapere da te quali sono stati i diritti più gettonati, tra virgolette. Allora, sono stati abbastanza vari, diversificati. Esatto, diversificati, perché ad esempio le scuole che ho seguito, tra cui proprio anche Ponzano, hanno eletto il diritto al gioco e al tempo libero, che può sembrare un diritto abbastanza scontato per i ragazzi, no? Invece abbiamo approfondito la tematica attraverso anche le loro esperienze personali, che conoscono, magari i ragazzi conoscono alcuni amici che non hanno la possibilità di giocare, di divertirsi quando vogliono, perché troppo impegnati con magari alcune attività programmate, no? E hanno delle settimane molto intense, rigide, esatto. E quindi il tempo libero un po' viene meno. Oppure dei bambini con i genitori che lavorano e che si trovano a dover fare da babysitter ai fratellini minori. Oppure la mancanza di spazi di gioco libero, come poi magari a Ponzano i ragazzi ce lo racconteranno. Anche a Ponzano mancano a volte ci sono, ma mancano dei parchi giochi adeguatamente attrezzati o comunque esatto, messi anche a norma a disposizione dei ragazzi. Esatto, a disposizione per loro. Certo. Altre scuole invece hanno eletto ad esempio il diritto alla vita, importantissimo, però comunque fa piacere sentire che i ragazzi eleggano questo diritto da tutelare e da promuovere. Oppure il diritto alla protezione dallo sfruttamento, che è quasi all'opposto, insomma, rispetto, cioè è un argomento molto più delicato e difficile da affrontare anche con dei ragazzi a volte delle elementari, insomma, perché abbiamo veramente lavorato con ragazzi anche di quarta elementare, parlare con loro di protezione dallo sfruttamento al lavoro, gli abusi sessuali, insomma sono tematiche delicate, però che però loro evidentemente sono sentite, sono assolutamente altrimenti non sentite. sarebbe emersa questa cosa, quindi dipende forse anche dalle aree, dalle zone, dalle sensibilità chiaramente anche territoriali. E dalle esperienze che si vivono poi all'interno della propria scuola, poi sentiremo magari degli esempi di progetti sviluppati. Certo, chiaramente. Siamo quasi in chiusura della prima parte, io tornerei un attimo a Bruna, quindi per capire anche Anteas poi come è entrata in questo progetto a livello associativo. Direi che quindi la scuola di Nervesa ha avuto una sua particolarità, perché sono state coinvolte 12 classi
E poi un'altra particolarità è stata che i volontari dell'associazione, Oggi e Domani Insieme, sono già molto impegnati in altri servizi. In questo contesto proprio non ce n'erano dei disponibili, altro che un paio. E quindi con il coordinamento è stata fatta una cosa splendida. E si sono preparati una decina di ragazzi dell'Istituto Mazzotti, no, e sono stati formati proprio per seguire, quindi assieme comunque dei volontari, ma che hanno seguito i ragazzi, e questo è stato interessantissimo. Che diritto è stato sottolineato a Nervesa? Che diritto è emerso? Allora, il diritto di Nervesa è stato quello della comunicazione con la famiglia e dell'ascolto delle specificità dei ragazzi, e quindi una prima parte è già stata sottolineata, hanno già operato, fatto una festa con i genitori, ma poi ci sarà la cassetta delle lettere e poi proseguirà con tutto quello che sarà il rapporto formativo proprio con genitori, volontariato e insegnanti. Chiaro, quindi il diritto era il diritto all'ascolto e il rapporto privilegiato figlio-genitore, e poi le attività che avete concretizzato sono state quelle che appunto ha elencato. Alessia, sì, velocissimamente, se devi specificare. In modo particolare colgo l'occasione per salutare appunto i ragazzi della terza sociale del Duca degli Abruzzi, che splendidamente per mesi hanno lavorato con me nel pomeriggio e nelle mattine di scuola per prepararsi a questa avventura di peer education. Hai fatto benissimo, e su ringraziamento ai ragazzi del Duca degli Abruzzi ci fermiamo per qualche istante di pubblicità. Restate con noi perché poi i protagonisti effettivamente sono loro, sono proprio i ragazzi. A tra poco. Seconda parte della puntata di Camper Treviso dedicata in questo caso ai diritti dei minori, ai diritti dei ragazzi e degli adolescenti, e a come promuoverli e a come rendere attuale e applicabile questo diritto. Ne stiamo parlando dalla sede del coordinamento delle associazioni di volontariato della provincia di Treviso, che ha avviato questo progetto molto articolato che ha coinvolto molte scuole, molte associazioni e di conseguenza molte persone, ma in primis proprio i ragazzi, che sono i destinatari privilegiati di questo progetto. E allora io andrei subito da Sofia e da Leonardo, che sono studenti anzitutto della Scuola Galilei di Ponzano e che hanno vissuto questo progetto. Allora Sofia, raccontaci com'è andata. I volontari sono venuti in classe e che cosa è successo? È successo che noi ragazzi siamo stati molto felici di questo progetto, perché noi della Carta dei diritti ne avevamo sentito parlare, ma non così approfonditamente. E questi signori che sono venuti da noi ci hanno fatto capire attraverso dei giochi, attraverso appunto il libro dei diritti dei bambini, che questi diritti sono importanti. E attraverso questi diritti ci hanno fatto scegliere e votare a noi ragazzi un diritto che noi abbiamo scelto, l'articolo 31, il diritto al gioco, al riposo, al tempo libero. E da questo diritto abbiamo avviato un progetto. Il progetto della nostra scuola si chiama Ponzano Got Talent, e grazie a questo diritto al gioco noi con questa manifestazione volevamo far capire che tutti hanno un talento e tutti vogliono mostrarlo. Infatti ogni mercoledì ci siamo riuniti, abbiamo parlato, abbiamo inventato, abbiamo raccolpato tutte le idee. Alla fine è spuntato fuori questo progetto che noi abbiamo realizzato con piacere, grazie a tutti quelli che ci hanno aiutato. Certo, adesso magari Leonardo poi ci spiega anche com'è andata, però Sofia volevo chiederti questo, dei molti diritti che voi avete letto all'interno della Convenzione, della Carta dei diritti, io immagino che tanti tu già li conoscessi. Sapevi che erano un diritto? Che per esempio il diritto al gioco era un tuo diritto, non era semplicemente la possibilità che avevi, insomma. Lo conoscevamo, ma non sapevamo che era così importante per noi bambini, che era così fondamentale concreto. Anche per la vostra crescita. Senti, quale altro diritto ti aveva particolarmente colpito, per esempio?
Un altro diritto bello che mi ha colpito è il diritto alla comunicazione, a far sapere la parola anche dei ragazzi, perché è una cosa molto importante che certi adulti non ritengono necessaria. Sottovalutano il fatto di ascoltarvi e che abbiate delle cose importanti da dire, giusto? Sì. Leonardo, ci racconti un po' quindi com'è andato questo progetto, come l'avete concretizzato e a cosa serve in realtà? Con il progetto Ponzano Scott Talent, quella serata abbiamo raccolto dei fondi. Intanto raccontaci com'era la serata, era uno spettacolo, vi esibivate Sì, quindi? ci esibivamo, c'era moltissima gente. E sì, i ragazzi che volevano si sono esibiti e alla fine è venuto fuori... Quindi hanno cantato, sì, hanno ballato, sì, vari talenti sì. quindi. E ci siamo divertiti, era la cosa fondamentale, e abbiamo raccolto dei fondi, perché c'era l'iscrizione e chi voleva andare a vederlo. Certo. E avete raccolto Sì. insomma, dei soldi concretamente, Sì. che poi avete deciso di destinare a un progetto concreto. Che cosa? Con i fondi che abbiamo raccolto abbiamo deciso di sistemare il parco urbano che si trova vicino alla Postumia. Avevamo deciso di sistemarlo con una pista da skateboard, un campo da pallavolo e uno da calcio, un tendone per quando faceva freddo di ritrovarsi e una carrucola. Quindi uno spazio che poi servirà a voi proprio per sfruttarlo, per farci lo sport, il gioco, il tempo libero, vari eventi. Voi siete andati anche dal sindaco a dire noi vogliamo questa cosa e stiamo contribuendo a realizzarla. Sì. E come vi ha accolto? Cosa vi ha detto? Ci ha accolto dicendo che dovevamo portare avanti questo progetto perché era interessante per i giovani, perché devono crescere sanamente. E avrà apprezzato anche il fatto che gli avete dato degli spunti, insomma, e anche che contribuite concretamente. Quale diritto, Leonardo, oltre a quello del gioco, ti aveva particolarmente colpito? Mi ha particolarmente colpito quello alla salute. Che non è un diritto così scontato per tutti i bambini, è vero. Passiamo un attimo il microfono anche ad Alessandra che rappresenta l'associazione Abilmente Insieme di Ponzano. Voi avete accompagnato, Alessandra, questi ragazzi della scuola Galilei a concretizzare poi il progetto per valorizzare il diritto che avevano scelto. Com'è andata? Che cosa avete scoperto anche? Abbiamo scoperto che questi ragazzi hanno una grande energia e una grande voglia di fare. E si sono impegnati molto. Noi li abbiamo messo di fronte alle difficoltà. La parte dell'adulto è stato quello di metterlo di fronte alle difficoltà e loro si sono ingegnati sul gestire la difficoltà, ma dalla cosa più concreta come la gestione economica dei fondi, le entrate, le spese, le uscite e come recuperare nuovi fondi. Sono andati direttamente a chiedere a delle persone di sostenerli anche economicamente. Hanno cercato tutte le varie competenze che potessero aiutarli, dalla stampa del volantino alla locandina che poi sono usciti. Sono molto pratici. Sono stati molto pratici, hanno veramente... Noi adulti abbiamo fatto quelli che li mettevano il bastone fra le ruote, ma bisogna fare così. Ma loro hanno trovato sempre la soluzione. Noi dietro gli abbiamo concretizzato la loro idea. Però anche la scaletta di tutte le attività da delle fare, varie, tutte le attività da fare, ma anche di tutte le iscrizioni, come metterle dal bambino più piccolo al bambino più grande, come coordinarle, è venuto tutto da loro, è stato dato una grande fiducia a questi ragazzi che hanno poi veramente creato uno spettacolo di una grandissima emozione e loro, oltretutto questo lavoro, hanno deciso di presentare il diritto al gioco con una loro personale coreografia. Un ragazzo della loro classe ha scritto una canzone rap su cui il professore di musica ha dato una base, ha musicato e l'hanno ballata, l'hanno coordinata, ognuno ha mostrato la sua abilità, il suo piacere e questo ha creato una grande unione nella classe e una grande voglia anche dei genitori di partecipare. Bastava chiedere e tutto si risolveva. È veramente stato
Una scoperta Una positiva, scoperta- una fiducia ben riposta. Una fiducia ben Alessandra, riposta. mentre parlavi mi veniva da pensare che sarebbe una società decisamente migliore se si desse più ascolto e forse anche un po' più di autonomia di azione ai più piccoli e ai più giovani, insomma, poi quindi davvero è una lezione da portare avanti in un certo senso. È da portare avanti perché loro tuttora la stanno portando avanti, perché non si sono fermati alla bellezza dello spettacolo, all'entusiasmo. Hanno raccolto questi fondi e hanno deciso di investirli per il territorio, di investirli per tutti e nel tempo, perché logicamente tutte le loro idee non possono essere realizzate nell'immediato. E quindi faranno una progettazione nel tempo e man mano costruiranno altri eventi per poterli, perché le loro idee possano diventare sempre più concrete. E comunque volevo ricordare che i ragazzi hanno lavorato su un libretto dove tutti i diritti sono stati scritti, che è venuto anche, che è stato stampato, ideato dai ragazzi del carcere minorile, e che quindi anche questa parte di questi ragazzi che hanno avuto delle difficoltà e si sono trovati momentaneamente reclusi, è riuscita a uscire, certo, e a investire i ragazzi fuori di una forza e di un coraggio per andare avanti e portare avanti le loro idee. Certo. Alessandra, hai fatto bene, ti ringrazio aver ricordato che questo opuscolo, insomma poi magari lo facciamo anche vedere con calma, è stato realizzato dai ragazzi della Bottega Grafica, che salutiamo i volontari che lavorano dentro l'IPM, che spesso abbiamo incontrato, e ci fa sempre piacere vedere come dal loro modo di essere dentro riescono abbondantemente e ampiamente ad essere fuori in realtà in mezzo alla gente. Tornerei un attimo ad Alessia, perché penso abbiamo qualche minuto. Noi qua abbiamo raccontato nello specifico il progetto dei ragazzi della scuola Galilei, però appunto ci sono varie scuole, vari diritti che sono stati rilevati e vari progetti. Brevemente riesci ad elencarceli? Certo, allora, diciamo così che il ventaglio dei diritti che è stato esplorato dai ragazzi è stato veramente ampio, cercando di ricostruire un po' la storia di questo grande progetto, quindi nel tempo. La prima scuola ad aver avviato la sperimentazione è stata la scuola Anna Frank di Mogliano Veneto, con una quarta elementare. La classe ha scelto il diritto al cibo, la declinazione del diritto alla salute e del diritto al cibo, portando avanti anche in questo caso un progetto molto concreto per arrivare a finanziare l'acquisto di buoni pasto per le famiglie meno bisognose del loro territorio. Poi la scuola media di Casale sul Sile ha affrontato due diversi diritti: il diritto alla salute visto dall'interno, promuovendo un progetto di autofinanziamento per la creazione di un luogo adatto all'interno della scuola, che adesso manca per i bambini che non si sentono bene, e contemporaneamente anche uno sguardo all'esterno della comunità, scegliendo il diritto ad essere aiutati per le persone diversamente abili. Hanno organizzato, in partenariato con un'associazione del territorio, una marcia di solidarietà per la raccolta fondi a favore di questa associazione. Poi ancora abbiamo avuto l'impegno della scuola Dall'Ongaro di Oderzo, che in realtà ha scelto di promuovere i diritti in generale attraverso l'attivazione di un laboratorio artistico interno alla scuola e l'organizzazione di una manifestazione, di un evento in piazza, per far conoscere le associazioni che nel territorio provinciale si attivano nella tutela dei diritti dei minori, e per finanziare queste associazioni anche attraverso la vendita delle loro magliette. E Nervesa della Battaglia, di cui abbiamo già parlato, con il diritto all'ascolto. Grazie Alessia anche per la sinteticità, ma siamo davvero in chiusura. Volevo chiudere con Sofia e Leonardo, però, se mi permettete, quindi volevo proprio velocissimamente che voi rivolgeste ai vostri coetanei, i bambini che ci stanno guardando e che magari sentono di avere dei diritti che non sono così rispettati, l'invito a
dirli e ad essere protagonisti e a rivendicare positivamente i loro diritti. Ce la fate, Sofia? Certamente, i bambini devono essere sempre rispettati, devono essere ascoltati, devono essere aiutati. Infatti tutti i bambini che hanno qualche problema, che non riescono a fare alcune cose, rivolgetevi agli adulti, non abbiate paura di esprimere i vostri diritti, perché è un vostro dovere a rispettare tutti i vostri diritti, avere la libertà di fare ciò che volete rispettando anche gli altri. Grazie Sofia. Leonardo ha detto tutto, Sofia, hai detto va bene, condividi allora. Grazie davvero sulle parole di Sofia, io direi possiamo davvero chiudere questa puntata, sono parole preziosissime e se non la conoscete cercatela, cercate di trovarla anche magari grazie al coordinamento associazioni di volontariato e diffondete questa dichiarazione dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza. Grazie a Davide Segalini alla parte tecnica e Camper torna giovedì prossimo.